Questi striscioni, queste bandiere, i commessi intervengano per favore, colleghi, togliete queste bandiere per favore. In Scozia viene concesso che gli scozzesi possano esprimersi sull'indipendenza effettiva, fra l'altro, cioè avrà un risultato, se fosse positivo, di sancire l'indipendenza vera della Scozia. In Italia non si consente a una popolazione di poter esprimere un parere consultivo sulla propria autonomia. Va bene, dai. Anche perché il referendum promosso dalla Regione Veneto, quindi neanche da un comitato, da un partito, dalla Regione Veneto come istituzione, è un referendum che viene pagato con fondi privati, non con denaro pubblico, quindi con sottoscrizioni volontarie, e quindi è assolutamente illiberale impedire che si svolga. Ma questo vale per il Veneto, per la Sicilia, per chiunque volesse esprimere una parola di autonomia. È chiaro che questo è anche un segnale rispetto allo Stato centrale, perché se non ci fosse la crisi che c'è per colpa del costo dello Stato, per colpa dell'eccessiva spesa pubblica, per una pressione fiscale che sta ammazzando le imprese, non ci sarebbero queste proteste. Le proteste nascono da una insofferenza generale nei confronti dello Stato centrale.